La sanità veneta sta rispondendo colpo su colpo alle spallate del coronavirus e ora il numero dei ricoverati è sceso di oltre 900 unità rispetto al picco di dicembre. Anche i positivi, ricercati con un volume di tamponi che non ha eguali, sono alla metà del numero rilevato sotto le feste. Con questa situazione e con gli ospedali che marciano a pieno ritmo verso la riapertura totale di tutte le attività e di tutti i servizi, si può finalmente pensare a riaprire le scuole. Se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore De Berti ieri di attivarsi per i trasporti, per lunedì apriamo le scuole. La notizia tanto attesa da migliaia di studenti delle superiori del Veneto e dalle rispettive famiglie arriva dunque durante la conferenza stampa del governatore, che conferma quanto chiesto a gran voce tanto dai ragazzi quanto dal mondo della scuola. Il presidente avverte però che bisognerà prestare la massima attenzione. Fermo restando che io resto convinto, ma perché me lo dice la prevenzione, perché me lo dicono gli scienziati, che dovremmo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione del rischio, ovviamente si aumenta un po' di più il rischio. Le modalità verranno organizzate nei prossimi giorni, ma con i dati dell'ultimo periodo il dado è ormai tratto. Chiudere le scuole è una sconfitta, ma lo è veramente fino in fondo, no? È come rinunciare a un grande progetto e penso che la comunità debba essere messa in sicurezza ed è esattamente la scelta che ho fatto, criticata da alcuni, condivisa da molti. E oggi noi possiamo dire che se questi dati non avranno inversione di tendenza da qui al 1° di febbraio, noi abbiamo già attivato la macchina, è una macchina che ci mette 4-5 giorni, facciamo una settimana per ripartire.